Il Consiglio regionale Veneto che si è tenuto ieri ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal capogruppo di Fratelli d'Italia, Enoch Soranzo, a favore di agevolazioni per gli accompagnatori di utenti del trasporto pubblico locale appartenenti alle cosiddette fasce deboli, in modo da avere tariffe agevolate estendendo le categorie di coloro che ne avranno diritto. Voto unanime anche per la mozione presentata dalla consigliera Simona Bisaglia, Liga Veneta, che impegna la Giunta regionale a farsi portavoce presso i ministeri di riferimento perché la sede dell'Ispettorato del Lavoro di Rovigo torni in Veneto e non sia più subordinata all'ufficio provinciale di Ferrara, al quale è accorpata dal 2017. Approvata all'unanimità infine anche la mozione presentata dalla capogruppo di Forza Italia Elisa Venturini, volta all'applicazione dell'IVA agevolata al 10% per l'erogazione di energia elettrica e fornitura di gas nelle strutture di accoglienza collettive quali centri di servizio, case di riposo, residenze sanitarie e assistenziali.